Parlare di previdenza oggi è importantissimo e parzialmente già si fa. Il problema, e la cosa su cui dobbiamo concentrarci, non è il perché parlare oggi di previdenza, ma il come parliamo oggi di previdenza. Perché parlare di previdenza oggi? Perché è importante per avere una pensione cospicua domani. Ho sentito parlare per la prima volta di previdenza complementare già l'anno scorso, che avevamo affrontato comunque temi di educazione finanziaria, però a parer mio quest'anno è stato espresso in maniera molto più chiara e comprensibile. L'approccio che è stato utilizzato è stato molto chiaro, anche schematico, e non è sempre facile catturare l'attenzione di interlocutori così giovani, soprattutto in materia che è un po' ostica come la materia finanziaria. E se dovessi spiegare a un mio coetaneo come funziona la previdenza complementare, gli spiegherei soprattutto i vantaggi finanziari. Direi che è appunto una stampella per il futuro. Se dovessi lanciare un messaggio alle nuove generazioni è quello di non attendere, non aspettare, pensarci subito. Andate ad uno sportello informativo e prendete l'informazione oggi, ora, non di aspettare il domani.